mandare quelli del partito. È uno scandalo il vincolo di mandato. Chi tradisce deve andare a casa. Esplode la guerra dei due mondi, la Lega Nord e il Faro, quelli col fazzoletto verde che stanno con Salvini e quelli con la maglietta gialla con su scritto "Io sto con Tosi". La politica è come la chimica quando fa scintille. I gazebo degli antagonisti entrano in contatto nella stessa piazza alla stessa ora e l'esplosione fa volare le parole. Sono le 11:30 del mattino a Verona, nel giorno del mercato, davanti allo stadio Bentegodi. Nella bolgia delle bancarelle i volantini a sostegno di Flavio Tosi si mescolano con i gazebo del Carroccio che lanciano la campagna "Chiedete asilo". Il leader massimo, Matteo Salvini, torna in Veneto con la sua provocazione. A tutti gli italiani chiede di rinunciare alla cittadinanza e a compilare il modulo per diventare rifugiati politici, status a cui il governo riconosce 1.000 euro al mese tra vitto, alloggio, spese varie e una scheda telefonica alla settimana. Il governo Renzi è un governo razzista nei confronti dei veneti e degli italiani, mentre offre colazione, pranzo e cena in decine di alberghi a chi sbarca senza documenti, senza permesso, senza scappare dalla guerra, e quindi chiediamo a tanti cittadini italiani in difficoltà, esodati, disoccupati, cassintegrati, di rinunciare alla cittadinanza italiana simbolicamente, e poi andremo nelle prefetture a chiedere anche per tutte queste persone lo stesso trattamento che lo Stato italiano riserva a migliaia di stranieri. La provocazione è servita e se per la Lega i profughi in Italia sono dei privilegiati, i nomadi non lo sono certo di meno. Non esiste che qualcuno abbia le bollette della luce, del gas, dell'acqua pagate o non paghi l'IMU, o campi di accattonaggio, di furto, di rapina, di scippo. Se i nomadi sono nomadi, vogliono vivere spostandosi, lo fanno pagando le bollette, le utenze e poi spostandosi di comune in comune. Se vogliono star lì a spese degli altri, fanno benissimo i sindaci che dicono qua non c'è spazio. Per quanto mi riguarda qualcuno si è scandalizzato, però la ruspa è un bellissimo strumento di giustizia, di lavoro, di fatica, che ripiana le ingiustizie. Matteo Salvini dunque torna in Veneto per sostenere il candidato alla poltrona di governatore, Luca Zaia, e lo fa ripartendo proprio da Verona, la città del nemico, Flavio Tosi. Ma c'è la galanteria del fair play politico. Non ho nemici, Verona è una bellissima città, Tosi è stato ed è un bravissimo sindaco, ha fatto scelte politiche diverse dalle nostre, ha preferito Alfano a Zaia, libero di farlo. Il Veneto ha una sanità invidiata in Europa, quindi noi proponiamo ai veronesi e a tutti i veneti di continuare col buon governo di Luca Zaia, e a tutti gli altri migliori auguri e una stretta di mano.